Fuga rocambolesca con la droga in macchina dopo l'alta dei carabinieri. Nella notte una pattuglia del Norma di Este durante un servizio di controllo del territorio ha notato un'auto che circolava a zig-zag. I carabinieri si sono avvicinati al mezzo, hanno intimato l'alta al conducente per i controlli. L'uomo a quel punto, invece di fermarsi, ha premuto sull'acceleratore a tutta velocità, bucando gli stop, percorrendo strade contromano. Ha tentato di seminare i militari che solo dopo un lungo inseguimento sono riusciti a bloccare l'auto all'altezza del comune di Ospedaletto Euganeo. I due uomini a bordo sono due cittadini marocchini, sono stati fermati e perquisiti. Nell'auto i militari hanno trovato e sequestrato 40 grammi di hashish, 10 di cocaina già suddivisi in dosi, un coltello a serramanico con una lama di 18 centimetri, una roncola e uno sfollagente allungabile. Poi soldi, addosso avevano 1.350 euro in tagli da 5 e 10 euro. Entrambi, un trentenne di Soave e un 29enne di Legnago, sono stati arrestati, l'auto sequestrata. Il conducente non aveva mai conseguito la patente.